anche qua a Nubia a fare cacao. No, adesso mi... Oh, grazie. Scusate che altro volume. Che fa mezz'ora la esperienza per il posto. Sì, grazie. Oh, che brutto. Ho piccolo qua in Buon pomeriggio a tutti. Mi dispiace questa edizione 2021 non essere presente fisicamente all'attribuzione dei premi del premio letterario Civitas Vitae. Purtroppo un impegno di lavoro mi ha tenuto lontano e impossibilitato a partecipare direttamente. Siamo giunti ormai alla 14ª edizione di questo premio, e questo a testimonianza della vitalità e della vivacità che ogni anno questo premio ci porta in termini di esperienze, di letture
E quest'anno il tema del premio letterario era un tema che forse si addiceva poco alla situazione storica che abbiamo vissuto in quest'ultimo periodo, che bene o male, diciamocela, parlava di malattie, anche se in forma ironica, se in forma leggera, in forma, diciamocela, un po' ruspante. Però devo dire che da quello che ne è risultato, i temi che sono venuti a galla, i racconti sono stati davvero divertenti e hanno centrato, secondo me, su quello che era proprio l'obiettivo di questo tema, quello di far venire fuori l'esperienza nella cura della persona, il buon senso, la storia, le tradizioni, che in effetti molto spesso sono di sollievo per quando non ci si sente bene e quando non si hanno, la nostra salute non batte un colpo. Quindi direi che tutto sommato anche quest'anno il premio è stato un grande successo, abbiamo avuto un record di iscrizioni e quindi questo testimonia la vivacità di questa manifestazione. E colgo l'occasione per ringraziare i protagonisti di questa edizione, come di tutte le precedenti, in primo luogo la giuria, la nostra presidente, la professoressa Aslan, e Luisa Scimemi e Ambrogio Fassina. Un grazie di cuore per lo spirito, per l'entusiasmo, per la passione che mettono in questa nostra iniziativa. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato, che hanno sottoposto i loro racconti e che ci hanno fatto divertire, sorridere e sognare. E un grazie anche a Guido che come ogni anno ha curato l'organizzazione, la parte organizzativa, sia del premio in sé per sé, sia di questa versione online, on streaming, che per il secondo anno ci ha visto tenere questa edizione. Mi auguro che il prossimo anno ci possa essere una versione di nuovo in presenza fisica, lo speriamo veramente, io credo che ce lo meritiamo e credo che sia anche una cosa da cui augurarsi, non soltanto per il premio, ma in generale per tutta la nostra situazione. Grazie a tutti, buon pomeriggio e buona edizione del premio letterario. Buongiorno, buonasera anzi a tutti, felicissima di essere qui con voi, anche se sempre in modo virtuale, però con tutto il cuore naturalmente e sicura anche della vostra presenza, diciamo, solidale. Amici carissimi dell'OIC, Presidente Andrea Cavagnis e soprattutto anche il segretario della giuria Guido Masnata, carissimi e capaci di riunire e di consolidare quella che è una tradizione ormai di 14 anni, quasi 15, il prossimo anno sarà 15 anni, iniziata dal loro zio Angelo Ferro, indimenticabile amico e carissimo, lungimirante personalità che aveva capito, aveva saputo interpretare il futuro con la costruzione dell'OIC, di questa bellissima realtà piena di vita, piena di valori, piena anche di volontà di futuro, di sviluppo e di solidarietà. Una realtà che fra l'altro si diffonde, mi sembra di capire, no, mi sembra, so, anche per esperienza e per felice testimonianza in tutto il Veneto e anche in Italia e non solo in Italia. Grazie a voi dunque amici dell'OIC e a questa specie di grande famiglia, dico, insisto a dirlo, che porta avanti attraverso le generazioni, il passare del tempo e le testimonianze di ciascuna, dai nonni ai figli ai nipoti,
porta avanti quello che è un discorso di progettualità civile che si fonda sulla natura, e non a caso il bellissimo titolo che la nostra Presidente, che ringrazio ancora e che ammiro con tutto il cuore, Antonia Aslan, la Presidente della nostra giuria, ha trovato per quest'anno, con un tempismo e anche con una capacità di individuare quelli che sono i punti, quella che è la tenerezza proprio del rapporto tra persone, tra le generazioni, all'interno di quello che è il primo nucleo della civiltà, che è la famiglia. Ed è, il titolo è Miracolosi rimedi dei nonni, storie di gravissime bue e sorprendenti guarigioni. Sì, certo, noi dobbiamo cercare di individuare le nostre ferite, che chiaramente esistono e che sono terribili, ma che se noi riusciamo a condividerle dopo averle individuate, eccetera, e se noi sappiamo a chi rivolgerci, e naturalmente a gente che ha esperienza e che ha volontà di bene nei nostri confronti, Onni sono i primi referenti di questa catena, di questa bellissima catena umana. Se noi sappiamo rivolgerci a questi, è chiaro che riusciamo a guarire di questi nostri mali, e sono tanti purtroppo i mali che ci circondano, casuali e anche volontari o involontari. Grazie, e grazie quindi a voi che avete scritto, che state costruendo una specie di biblioteca d'oro, di biblioteca preziosa, fatta delle vostre storie, del vostro passato. Voi che siete interni, ospiti interni, e quindi sapete e vi condividete fra di voi, ma anche chiacchierate fra di voi vicini, e anche gli ospiti esterni, illustri, anche che sono spesso, che vengono, anzi che si ripetono spesso nei loro interventi annuali, ed è naturalmente una cosa estremamente lusinghiera per noi. E grazie naturalmente anche agli educatori che collegano tutte queste forze così vitali e così personali e così individuali, e ne fanno una specie di puzzle di valori, di ideali, di progetti belli e civili. Grazie anche alla Cleup, c'è Ambrogio Fassina, il presidente, amico, che fa la pubblicazione, e grazie alla società Dante Alighieri, che condivide con continuità, soprattutto poi quest'anno che sono i 700 anni di Dante. A me fa particolarmente piacere, ovviamente, per questioni anche familiari. Ecco, a proposito, la tradizione tra le generazioni, questa capacità di individuare i punti buoni, i punti da trasmettere poi al futuro. Vi dico buona lettura, leggeteli, perché avremmo voluto tutti noi della giuria pubblicarli tutti, che sono stati 150 mi sembra i partecipanti, sempre di più ogni anno, bellissimi. Ma leggeteli tutti questi con attenzione e immedesimandovi in queste storie, e poi cercando di scriverli anche l'anno prossimo a tutti voi. Grazie di questa bellissima occasione, grazie a tutti ancora, e un affettuosissimo arrivederci da una vecchia nonna. Grazie. Saluto, ma soprattutto perché entrambi sono entrati nel merito dei contenuti di questo libro, di questa e quindi
Adesso credo che tutti non vediate l'ora, non sentiate, vediate l'ora di sentire da parte della professoressa Aslan, che non finiremo mai di ringraziare per questo suo impegno, ma soprattutto perché ormai anche lei è diventata la nostra colonna portante di questo premio letterario, di questo, che d'altra parte da parte una docente universitaria e di famosa scrittrice di libri, non potevamo pensare di meglio come presidente di questa nostra giuria per valorizzare questo impegno di tutti questi amici. Io credo che non vediamo l'ora di sentire proprio le storie del premio, le storie, i contenuti, le motivazioni e credo che tutti quanti vogliano, come dire, aspettare con ansia i nomi, i vincitori e tutto quanto. Quindi credo che sia veramente il momento di dare la parola alla nostra Presidente. Grazie, un grande saluto da parte di tutta la famiglia UIC alla nostra Presidente di giuria e le passo la parola. Grazie. Presidente, grazie, un grande saluto da parte di tutta la famiglia UIC alla Presidente di giuria e le passo la parola. Grazie. Vorrei dire poche cose, perché è giusto prima di tutto mettere in luce i testi migliori che ci sono arrivati. Però per dire però subito che i testi migliori sono tanti. Quest'anno, l'idea che con Guido Masnata abbiamo elaborato delle bue, la parola bue messa apposta vuol dire molte cose. Oltre quello che è stato detto, ha un significato più profondo, e cioè la bua è un dolore infantile. Ricordiamoci che per noi questa parola, per noi tutti, questa parola ha un significato che è da un lato ricordo di un dolore infantile, di un dolore che magari era molto, molto forte, era una ferita, era, come in alcuni casi ci è stato raccontato, un dito quasi tagliato, erano mal di pancia terrificanti. Dall'altro era la funzione di salvezza, la funzione salvifica della realtà chiamata nonni. Non è solo una malattia, il Covid, questo, quello, no, è proprio la funzione dei nonni in rapporto alle malattie dei bambini, che poi in alcuni casi sono stati raccontati anche il fatto che gli stessi nipoti hanno poi ereditato dai nonni qualche sapienza particolare, ma qualche volta queste sapienze ereditarie antiche sono supportate da filastrocche, da parole, da nenie, che sono naturalmente in qualche modo nate anche per dare al bambino quel conforto vocale che il bambino ferito o ammalato, di cui il bambino ferito o ammalato sente la necessità. Però c'è prima di tutto in questo meraviglioso, vertiginoso caleidoscopio di storie. Io l'ho chiamato proprio caleidoscopio, perché sono tante che si intrecciano bene, sono belle, sono piene di vita, raccontano angoli della nostra stessa esperienza che in parte abbiamo dimenticato. Dopo che il libro è stato composto, proprio in questi ultimi giorni mi è tornato in mente quello che la mia nonna personale, la mia nonna Virginia, raccomandava quando eravamo beccati in montagna da qualche animaletto volante più o meno fastidioso, e cioè il prezzemolo. Allora la nonna era abbastanza progredita, non ci metteva filastrocche, ci mandava immediatamente a raccogliere nell'orto del prezzemolo, a tagliuzzarlo velocemente, a farne una pappetta e a schiaffarlo sopra il punto colpito dall'ape, dalla vespa, dal calabrone di turno, dal tafano, il peggiore di tutti. Ebbene, funzionava. Probabilmente c'era un principio attivo dentro che funzionava. Altri sono stati esibiti qui. E allora, in realtà, noi abbiamo una panorama, un mondo, il mondo delle bue. Come ha ben capito,
come ha ben capito, la scuola a cui abbiamo dato una menzione speciale, che ci ha fatto addirittura un libro delle bue, e che è stata un'occasione deliziosa, la scuola primaria Duca d'Aosta di San Martino di Lupoli, dove siamo andati con Masnata il maggio scorso. Allora, l'hanno presa sul serio, cioè hanno messo insieme i bambini di prima e di quinta e hanno costruito un libro, perché in realtà anche i bambini di adesso hanno dei nonni, anche ai bambini di adesso vengono raccontati, vengono proposti, vengono aiutati nel momento in cui hanno la bua e che si sentono persi e hanno paura da qualcuno di questi antichi rimedi che poi realmente funzionano. Molti sono questi rimedi e i nonni e i nipoti hanno costruito davanti a noi delle scenette familiari straordinarie che hanno un sapore, e questo ci tengo molto, perché rischiamo sempre di perderci in qualche nuvola insensata, un sapore di affascinante realismo. Sono realistici, sono ricordi autentici, non ci mettono dentro filosofie strampalate, ci mettono dentro la realtà della loro esperienza, la realtà del loro vissuto. I titoli sono deliziosi, non lo so, ne cito 3 o 4 perché voglio essere veloce: Cenerina curandera, la pelandronite. Chi non è stato chiamato pelandrone? Perché quella è una storiella deliziosa e istruttiva. Pelandrone è quello che non vuole andare a scuola e vuole stare a casa e dichiararsi malato, ma la nonna lo fa lavorare come un mulo, per cui lui pensa che in fondo è più comodo andare a scuola che aiutare la nonna a portare di fuori le squasse, a aiutare la bambina, la sorellina piccola e così via. È bello anche il ventaglio di età dei concorrenti, e questa è l'ultima osservazione che volevo fare, perché questo ci dà diversi piani di realismo, diversi piani di quello che noi abbiamo dentro di noi, ma che purtroppo molto spesso, da tutta questa frastornante chiacchiera che ci viene somministrata per via televisiva, per via di questi giornali che ripetono tutti la stessa cosa e così via, noi dimentichiamo. Non dobbiamo dimenticare quell'umile realismo di cui siamo i depositari, di cui abbiamo ognuno di noi la chiave della sua capacità di osservazione, della sua realtà, della sua personale capacità di vedere con i propri occhi, osservare e ricordare. E i ricordi sono intrisi, impregnati di quel realismo che diciamo, possiamo dire con una parola un po' rara, pertiene, che è tipico della realtà infantile. Il bambino è realistico, vede le cose e parla di quello che vede. E se sta male, arriva da te urlando perché sta male e vuole guarire. La bambina che mangiava le patate con rosmarino sapeva benissimo di far male. Non è che si giustificava, le mangiava perché le piacevano. Ecco, quindi io mi fermo qui e sono felice che abbiamo con Guido Masnata siamo riusciti anche quest'anno addirittura a potenziare il nostro gruppo di concorrenti, e quindi pensiamo per gli anni prossimi di inventare nuove e più non meno stimolanti proposte di avventure letterarie. Professoressa, grazie per il suo contributo, grazie perché il Self-Premio sta andando avanti, successo sicuramente la sua parte ha un grande. Quindi veramente grazie ancora da tutta la Fondazione. E soprattutto avete sentito nel racconto o nelle citazioni proprio quanto è stato valorizzato il ruolo dei nonni, dell'esperienza. E saper raccogliere tutte queste esperienze, raccogliere tutta questa loro ricchezza. Credo che quest'anno c'è stata una figura professionale in particolare all'interno della Fondazione che è stata coinvolta
sia su questa attività, ma anche è stata coinvolta nella capacità di reinventare il dialogo con i familiari, perché non potendo più accoglierli nelle attività all'interno con gli ospiti, ma dovendo solo curare la parte molte volte del dialogo virtuale, e quindi contribuendo in maniera veramente consistente al mantenimento del rapporto fra ospiti e familiari quando ci sono stati i momenti in cui effettivamente non c'era altro modo di comunicare. Poi però, e la realizzazione di questo evento e la raccolta che è stata fatta di questi racconti ha dimostrato che comunque l'attività all'interno è proseguita in maniera proficua, stimolante, fino a produrre proprio anche una buona parte di questi racconti. Quindi volevo proprio per fare un grande plauso agli educatori, anche dare spazio a una riflessione proprio sul loro ruolo, grazie a Davide che sentirete adesso. Grazie ancora. Buongiorno, questo breve contributo serve a dar voce alle persone anziane e ospiti delle residenze della Fondazione Opera Immacolata Concezione che possono partecipare al premio letterario grazie al quotidiano lavoro svolto da educatori ed educatrici professionali presenti appunto nelle residenze. La costante relazione, richiesta in primis proprio dai nostri ospiti a tutto il personale, permette a noi educatori di raccogliere e custodire la ricchezza di esperienze e di vita di ogni singola persona, che si ritrova oltretutto in un tempo utile per rivedere tutta la propria esistenza. E se ricordare diventa un momento per rivivere e riassaporare scorci importanti della propria vita, ancora di più è scrivere di questi momenti, mettere nero su bianco queste esperienze con sfumature ed aneddoti che restituiscono il senso delle cose che contano. Tra le molteplici funzioni svolte da noi educatori nelle residenze c'è anche questa: favorire il raccontarsi, l'essere protagonisti con la propria esperienza e soprattutto, in occasioni come quella del premio letterario, scrivere di sé e della propria vita. Talvolta sono contributi di singoli ospiti, altre volte sono lavori di gruppo, frutto di ore vissute a contatto con le persone, non per intrattenimento, ma per il coinvolgimento e la valorizzazione. Importante è dare alla persona anziana il posto che le spetta, ovvero renderla protagonista della storia. Coinvolgere, stimolare, far emergere, rendere protagonista sono verbi che sono davvero il pane quotidiano per il nostro lavoro in residenze che sono spazio di vita, oggi come ieri. Puntualizzato proprio questo coinvolgimento particolare di quest'anno e per il premio, e sappiate che abbiamo presenti collegate tutte le residenze. Io faccio un grande saluto a tutte le residenze, partendo da est facciamo un grande saluto a Gorizia e poi facciamo un saluto a Oderzo, Treviso, Vedelago, Civitas Vitae Nazareth, Borgoricco, Carmignano, Santa Chiara, il Giubileo, qui a Padova, Mossano, sui Iberici, Asiago, Tiene e Bozzolo. Sono tutti collegati, abbiamo fatto il calcolo che sono circa 300 persone che sono collegate in questo momento, devo dire un ennesimo grande successo, ed è grazie a tutti voi, a tutte le residenze e a tutti gli amici che hanno collaborato. Quindi di nuovo un grande grazie veramente a questo grande lavoro fatto dai nostri educatori, in particolare tutti quelli che hanno dato una collaborazione. Ma questo libro parla soprattutto anche di intergenerazionalità. Quindi abbiamo il piacere di poter sentire i contributi proprio della partecipante più anziana, che è una nostra ospite di Tiene, e poi
sentiremo anche ovviamente la voce della partecipante più giovane. Ma prima passiamo alla testimonianza della nostra partecipante più anziana, che rappresenta tutti i nostri ospiti idealmente. Prego il contributo. Buongiorno, come si chiama? Cazzaro Giuseppina, Nata. Camisano Vicentino, l'1 del 2 del 24. Quest'anno ha partecipato al premio letterario. Allora, qual era il racconto? Vieni che mi dice da rifabbrica, sono io a casa da lavorare e lo sentivo e mio figlio che sigava rotolando perché tutto le sigava e da vedere cosa che aveva. E siccome che casa sua ed era un ponteseo che attraversava dalla sua casa a quell'orto del suo nonno, del suo zio e di sua nonna, e sì che tu sei tu, e se forza di giocare, correre, qui sono con i suoi amici, e si fa, e si è cascato sopra il punaro delle galline, e sì che per cui non si gava, e sua mamma si andava alla corsa, e le ragazze poi lo medica con acqua e sale. E dopo, per farlo star contento? E dopo, quando che era il duca c'era il sangue, che gli metteva sul cerotto, e l'altra parte la sacca si asciugasse da solo. E dopo, quando che si è quieta di piangere, e gli ha fatto un panico, un paio di sorpresa a lei e ai suoi amici. E che il giovanotto Che si cascà? che adesso lo vediamo uomo sposato e che ha un figlio e che ha avuto 2 gemelli E le diventa nonno. e si diventa nonno e da allora sono trisnona E la gente tanto contenta, vero? e siamo contenti tutti quanti perché sembra tutto pulito. Grazie veramente a questa simpatica testimonianza. Scrittori a 97 anni mi sembra che sia un bel risultato e, come dire, non è mai troppo tardi. Ma soprattutto avete sentito la gioia nel raccontare la vita della sua famiglia e ricordare con gioia i momenti di condivisione, i momenti di vita insieme, ma soprattutto anche il fatto di saper citare in maniera precisa alcune medicazioni. Immagino una bella acqua e sale sulla ferita, ma immagino anche l'alcol che tutti noi abbiamo provato, non c'era l'acqua ossigenata, non c'erano i vari medicazioni che ci sono oggi che non bruciano, ma mi ricordo grandi ginocchia spellate con l'alcol, che era veramente una goduria. Quello su WhatsApp. Però diciamo che dopo aver ascoltato la testimonianza della nostra scrittrice più anziana, vogliamo adesso ascoltare la testimonianza della scrittrice più giovane, che guarda caso è proprio un'educatrice a Carmignano di Brenta, che ci racconterà un po' la sua esperienza. Ciao Miriam, ti puoi presentare? Ciao, sono Miriam, lavoro nella residenza Botton a Carmignano di Brenta della Fondazione Opera Immacolata Concezione e sono un'educatrice professionale. Tra tutti i racconti selezionati come vincitori del premio letterario 2021, il tuo risulta essere quello della partecipante più giovane, con la minore età. Ci puoi dire, Miriam, da dove nasce questo racconto? I protagonisti sono gli ospiti. Dai loro racconti ne è nato un testo il quale io ho presentato per il concorso letterario. Chi di voi mi parla dei rimedi di una volta? Una cosa, quattro chite e pastel di lino. Olio di ricino era sempre a portata di mano, mal di pancia, mal di denti, sempre olio di ricino. Dopo i pastelli di lino, anche se non sei qua per i denti, perché cosa? Per pastelli di vino caldo si usava molto in famiglia, che robe là.
E la collana di aglio? Era per i vermi. Però la carezza della mamma faceva passare tutto. Dai ricordi e dai racconti ne è nato un testo che noi vogliamo lasciare come rimedio ai più giovani per curare le bue. Ciao! Bravo! Grazie veramente a questa testimonianza, perché ha messo insieme la storia, la condivisione, la socialità, il protagonismo, la stimolazione all'interno delle nostre residenze. Grazie ancora veramente a questo contributo, perché ha sintetizzato la vita all'interno. Ma l'altra cosa importante da dire è che sentiamo quanto ci manca trovarci in presenza per poter sentir raccontare direttamente queste storie veramente molto divertenti, molto coinvolgenti. Quindi veramente grazie ancora al contributo dato. E quindi adesso io credo che siamo sostanzialmente arrivati alla parte più importante di un premio che si rispetti come il nostro, ed è esporre l'elenco dei premiati. L'elenco dei premiati ovviamente sarà tutta una situazione che voi vedrete, leggerete, quindi vi invito presso le residenze a prestare attenzione al video e a leggere e a trovare quest'anno anche come novità tutte le fotografie dei partecipanti. Sono mescolati ovviamente fra ospiti, personale, amici, perché tutto sommato anche loro li abbiamo messi in una grande immagine di famiglia. Quindi prego la regia di inviare il momento quando si dice il vincitore è, ed ecco la lista di tutti i vincitori. Benissimo, quindi io direi di fare idealmente un grandissimo applauso. Invito tutte le residenze ad applaudire tutti insieme questi vincitori, che sono, vi ricordo, 34 vincitori per quanto riguarda i libri stampati e 29 vincitori per quanto riguarda gli ebook, che è appunto una novità che avevamo introdotto da poco, proprio perché ormai veramente la tecnologia è diventata amica delle nostre realtà, delle nostre residenze e ormai proprio dei nostri ospiti, dei nostri familiari. E proprio per salutare tutti questi vincitori, io darei la parola a un altro membro della giuria, che è il dottor Fassina, per sentire anche da lui un contributo, dopo, oltre ad averlo ringraziato di tutto il suo aiuto per la prosecuzione di questo premio, ma anche
un aiuto anche per la stampa, ma proprio per il suo impegno e per la sua passione che mette nel partecipare. Quindi gli chiedo per favore proprio un saluto anche a lui in questo momento. Grazie. Grazie a voi invece, perché oramai questa è una tradizione che vede la CLEUP, me e tutti i nostri collaboratori impegnati in un appuntamento annuale che aveva iniziato Angelo e che noi siamo onorati di continuare. Quello di quest'anno è un argomento veramente toccante, perché tutti noi ci ricordiamo di come miracolosamente siamo guariti quando i nostri nonni sono intervenuti e con le loro azioni o con le loro parole più semplicemente hanno fatto in modo che il nostro dolore scomparisse. E come ho scritto nella breve introduzione al libro, questa è qualcosa che ci manca, perché avessimo avuto la possibilità di avere la guarigione miracolosa per tutti gli altri dolori che ci sono seguiti nella nostra vita, sarebbe stato un grande aiuto, e invece dobbiamo ritornare indietro e ricostruire nella nostra mente, sì, quello che è passato nella nostra infanzia, e la nostra infanzia è il periodo di riferimento di tutti i nostri sogni e di tutta la nostra vita. Io mi auguro che anche l'anno prossimo ci si possa rincontrare con un argomento che verrà comunicato alla fine di questo nostro incontro. Grazie. Professor Frassina, di questo suo lavoro, di questo suo contributo, e contiamo veramente che possa continuare nel futuro per dare ancora sempre più maggiore evidenza a questo premio che, come dicevamo, ha già raggiunto i suoi 14 anni. E così anche come da tradizione negli ultimi anni, se vi ricordate, abbiamo inserito insieme al premio letterario che racconta la storia, le storie che diventano storia e che diventano realtà di valore nelle nostre, non solo nelle nostre residenze, perché raccogliamo, abbiamo detto, i contributi da tante parti d'Italia. E quello di quest'anno, devo dire, è stato dal punto di vista numerico un grande successo. Ma oltre alle storie raccontate abbiamo anche le immagini che ci fanno capire, ci fanno conoscere. Voi sapete, molte volte l'immagine coglie un momento ma racconta anche tutta una serie di sensazioni, di emozioni, e quindi abbiamo voluto introdurre da alcuni anni questa novità anche di un premio fotografico, perché poi sapete le migliori fotografie le utilizziamo per raccontare a nostra volta per immagini. Sapete, oggi con i social network spesso si usano le immagini per raccontare le cose, e quindi abbiamo voluto dare questa vita a questo premio fotografico. E abbiamo anche questa volta i candidati che sono stati frutto di una selezione fra le varie residenze, e fra questi candidati selezionati poi vedrete, e nomineremo subito alla fine della illustrazione dei candidati, chi sarà la realtà vincitrice, la foto vincitrice che noi utilizzeremo nelle nostre comunicazioni. Quindi prego la regia di inviare le foto che sono state selezionate per il premio fotografico.
Avete visto i temi delle foto, tante carezze della mamma e qualche volta della nonna e tante erbe. Vi ricordate che il patrimonio dell'UNESCO è andato all'Orto Botanico di Padova tanti anni fa, perché oltre 500 anni fa proprio l'Università di Padova aveva bisogno di conoscere le erbe da dove nascevano i medicinali. Quindi avete visto anche qui che c'erano molte immagini che coinvolgevano proprio la conoscenza dei medicamenti attraverso le erbe, ma avete visto anche molte carezze di mamme e di nonne, come diceva qualche nostro ospite prima. Un bacio della mamma sulla bua e una carezza faceva molto per far passare il dolore e molto spesso anche proprio la paura del dolore. Quindi, dopo aver visto tutte queste immagini, vogliamo sapere subito qual è quella che è stata scelta dalla giuria, e quindi la vincitrice è, eccola qui. Mi dici quando posso parlare? Puoi parlare sopra. Questa è l'immagine che rende l'esempio del libro. La nonna che alla nipotina dà qualcosa che, vedete, non è una medicina, una compressa piuttosto che una fiala, uno sciroppo, ma qualcosa che sembra stato preparato in casa. Insomma, ecco, quindi abbiamo voluto scegliere questa immagine di Asiago. Ringraziamo moltissimo chi ha pensato e realizzato questa foto, perché qui vedete c'è un po' tutto. Ecco, quindi un grande applauso, tutte le residenze facciano un grande applauso ad Asiago. Asiago si faccia un applauso, perché se lo meritano veramente tutto, veramente bravi. Avete vinto il premio perché avete interpretato al meglio con questa foto che cosa sono le attenzioni e le medicine di una volta fatte in casa e anche somministrate proprio da una nonna, una nipotina. Veramente bravi. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, ma un applauso particolare va ad Asiago, che sapete riceveranno per questo premio un tablet per continuare a fare la loro attività con le foto, le immagini, e anche ormai sono diventati sicuramente bravissimi nella realizzazione delle immagini, ormai l'avete visto, ma anche nell'utilizzo delle tecnologie. Quindi veramente ancora un grandissimo applauso da parte di tutte le residenze alla residenza vincitrice, che è Asiago. Quindi bravi veramente, grazie per il vostro lavoro. E quindi adesso volevo anche dirvi quali sono i premi che vanno ai vincitori del premio letterario. Quindi verranno consegnati a tutti, diciamo, i partecipanti interni, quindi ospiti o operatori delle residenze nostre, un diploma come questo, che verrà consegnato nella residenza, e insieme anche un bellissimo segnalibro che vedete qui, è veramente originale, segnalibro perché chi scrive sicuramente è appassionato di lettura. Abbiamo pensato di dare questo riconoscimento, così si ricorda non solo di utilizzarlo per leggere i libri, ma soprattutto per poter eventualmente partecipare anche l'anno prossimo. E quindi questo premio saranno consegnati presso la residenza, mentre invece ai partecipanti esterni verrà consegnato un buono di 15 euro di UBS per l'acquisto di libri. Quindi vogliamo non solo come dire, coinvolgere le persone a partecipare, ma anche a divulgare ulteriormente la lettura. Durante questa pandemia, quando eravamo chiusi in casa, sapete quanto è stato importante avere a disposizione libri da leggere che abbiamo potuto, come dire, farci riflettere, farci pensare, ma soprattutto farci aprire gli orizzonti. Più di qualcuno diceva che chi legge tanti libri vive tante storie, ma allora vive anche tante vite, non solo la sua. Quindi veramente la lettura è una cosa che apre la mente, ma direi che apre molto anche il cuore. Quindi veramente ancora un grazie a tutti, e
sappiamo che abbiamo ulteriormente aggiunto sostenitori al nostro premio, alla nostra edizione per l'anno prossimo. Quindi proprio per questo do la parola di nuovo alla Presidente della giuria, che parlerà proprio del premio del prossimo anno, che siamo sicuri faremo in presenza con la festa, perché veramente merita in questo caso di poter celebrare anche questi tempi in cui abbiamo potuto solo vederci via video. Prego, Presidente della giuria. Ma veramente io darei la parola al dottor Masnata, col quale abbiamo provato a definire il titolo, perché non trovo il foglietto dove l'avevo scritto. Se non vi dispiace, date la parola, dia la parola a Guido Masnata. Ok, buongiorno a tutti. Il tema di quest'anno è un tema che ruota intorno alla scuola, l'idea che sia una cosa del tipo nonni e nipoti di fronte al primo giorno di scuola. Quindi andando a riprendere quelle che sono esperienze comuni a tutte le età, che possono essere poi cose che riguardano il racconto del primo giorno accompagnato dai nonni o l'esperienza del nonno. Pensiamo che in questo momento di ripartenza anche della scuola sia interessante e carino per tutti poterne parlare. Prego, allora in chiusura vorremmo che la nostra Presidente ci desse un saluto a tutti, saluto alla famiglia UC, ai partecipanti, alla giuria e a tutto il nostro personale che ha collaborato. Prego, Presidente, per un saluto. E questo lo faccio proprio volentieri, perché avevamo discusso di due formule con Masnata e può darsi che sia alla fine quella definitiva sia lievemente cambiata, ma il succo del discorso è quello che vi è stato detto. E dare un saluto è una cosa che mi commuove, perché quest'anno c'è stata una tale posso dire, emotività accompagnata, perché è giusto dire che con molta evidenza molti che hanno accompagnato l'espressione degli ospiti, l'hanno, se vogliamo, aiutata ad esprimersi, ed è una funzione straordinaria, perché a volte noi, e specie se anziani, abbiamo dentro come un groviglio di emozioni o un groviglio di ricordi, e riuscire a aiutare a tirarli fuori, come abbiamo visto, è una cosa che ci porta a quella che è la vera radice dell'umanità autentica, non della chiacchiera, dell'umanità autentica da persona a persona, da essere umano a essere umano. E questo io credo che quest'anno sia stato, non che gli anni precedenti non fossero pieni di cose interessanti, naturalmente, a me non piace dire che l'ultimo è sempre il migliore, ma in questo caso bisogna dirlo, perché sia per il numero di partecipanti che per la qualità, che già in una lettera di quest'estate io notavo e me ne stupii, era molto, molto migliore degli anni precedenti. Pochi erano i testi da escludere quasi a priori, molti avevano capito il tema e molti avevano, diciamo, elaborato il tema con intelligenza e originalità, e questo naturalmente è un'opera che si ascrive sia agli ospiti, sia a chi diciamo, coltivava questo ricordo, che naturalmente a chi l'ha aiutato a tirarlo fuori. E quindi direi che tutta questa grande famiglia è coinvolta a pari merito in questo che io ho chiamato, non a caso, e ci tengo molto, ho chiamato proprio non a caso come prima parola il vertiginoso caleidoscopio. Ecco, io direi che quest'anno abbiamo avuto un caleidoscopio di storia. Perché se voi pensate a cos'è un caleidoscopio, nel caleidoscopio abbiamo disegni sempre diversi, ma sempre armonici tra loro.
Grazie Presidente, e soprattutto grazie perché ha saputo trasformare questa raccolta di storie in uno spaccato di umanità. Ecco, storie, umanità. Io credo che questa parola sia per noi il messaggio più importante che ci portiamo a casa oggi. Abbiamo saputo valorizzare l'umanità delle persone perché la relazione che i longevi sanno promuovere è una relazione fra persone, una relazione sana, una relazione che sa tirare fuori il meglio di noi, soprattutto nei momenti di difficoltà. E devo dire che quest'anno e l'anno scorso abbiamo saputo veramente che cos'è la difficoltà e abbiamo visto che cos'è importante veramente, il poter sentirsi una comunità. Quindi veramente grazie a questa riflessione la facciamo nostra perché per tutti l'impegno è che l'anno prossimo non sia solo il momento in cui ci ritroveremo tutti insieme, ma perché sapremo ulteriormente dare corpo alla valorizzazione di questa umanità. Quindi veramente grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie soprattutto al fatto che adesso abbiamo in mano veramente una prova concreta, fisica, di che cosa vuol dire longevità generativa di relazione. Questo è veramente un grande risultato. Abbiamo parlato del professor Angelo Ferro, abbiamo parlato di chi ha promosso, ha visto nel futuro il grande ruolo della longevità. Questo strumento, questo risultato ne è una prova concreta e quindi l'entusiasmo che noi metteremo per la prossima edizione sarà proprio per rendere ancora più concreta questa testimonianza, questo sogno o questa utopia che è diventata realtà. Longevità, risorsa generativa di relazione. Ecco quindi che ci diamo appuntamento al prossimo anno tutti in presenza e un grande saluto a tutte le residenze. Saluti a tutti, buona serata e buona continuazione. Arrivederci. Salute a tutti, grazie. Cosa stanno vedendo? Quello che vedi tu? Quello che promuovi tu?